È una città orgogliosamente alpina, quella che abbraccia le penne nere della Marca. In migliaia si sono riversati in città per il gran finale del raduno sezionale organizzato dai gruppi di Biadene e Montebelluna. Un lungo viaggio fatto di eventi e tante iniziative tra passato e presente, storia e solidarietà. Un modo anche per celebrare il centenario dell'ossario di Santa Lucia, il più piccolo sacrario militare d'Italia. Giorni di impegno, come sottolinea il presidente dell'ANA di Treviso, Franco Giacomini. La cosa che voglio fare è soprattutto ringraziare chi ha organizzato, quindi i due gruppi, i capigruppo e i loro collaboratori, perché è stato un esempio di lavoro di squadra e come sempre quando le forze si uniscono i risultati sono sempre ottimali. Voglio esprimere veramente il mio profondo ringraziamento al gruppo Alpini di Biadene, al gruppo Alpini di Montebelluna, a tutti coloro i quali hanno organizzato questa manifestazione, alla sezione di Treviso, non dimenticando anche il lavoro di cesello compiuto dai cerimonieri. Viva l'Italia, viva gli alpini, siamo qui. Alpini esempi di solidarietà che siano di esempio anche oggi per la nostra comunità montebellunese. Orgoglio sì, ma anche operatività. Tante le fasce tricolori che hanno accompagnato il corteo a dimostrare l'alleanza quotidiana tra enti e alpini. Da parte della Regione Veneto un ringraziamento a tutti gli alpini per ciò che rappresentano, ma soprattutto per il grande lavoro che fanno sul territorio, perché ricordiamoci che molta protezione civile è gestita dai nostri alpini. Quando c'è bisogno gli alpini rispondono sempre presenti e in queste occasioni l'invito che faccio è alla cittadinanza di scendere in strada ad applaudire e a ringraziare le penne nere, perché dobbiamo sempre pensare cosa sarebbero le nostre città, le nostre comunità senza alpini, ma per fortuna ce li abbiamo, teniamoceli stretti e ringraziamoli.